Si è svolto ieri 24 agosto al Teatro Tempio Giunone della Valle dei Templi di Agrigento la cerimonia di consegna del premio Mimosa d'Oro, giunto alla sua 30ª edizione, promosso dal Centro Artistico Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino. L'effetto bellissimo perché effettivamente festeggiamo la 30ª edizione, ma un po' triste perché siamo in un momento particolare. Ma io ho voluto insistere proprio per questo. È un momento difficile, è un momento in cui tutti viviamo nell'ansia, però io volevo dire la vita continua, io amo la vita e quindi dobbiamo continuare, creare le condizioni per vedersi, per stare assieme, per dimenticare un poco e quindi siamo qua. È bellissimo perché ha partecipato veramente tantissima gente, tutte le autorità e ciò a significare che la pensano come me. Vogliamo continuare a vivere nonostante tutto. Una pennellata sui premi che avete assegnato, sempre di grandissima attualità. Sì, il premio va a Rossella Miccio, Emergency, che sta vivendo un momento difficile in questo momento anche per la morte di strada. Poi abbiamo la bravissima Olivia Sellerio, Antonella Di Bartolo, Angela Bellia, Graziella Pirriatore e Florinda Saieva della Farmi. E ricordiamo anche Lorena 40, la bellissima ragazza, perché la Mimosa d'Oro è questo. La Mimosa d'Oro è un premio a persone che stanno a indicare qualcosa per i giovani, impegno, amore per il prossimo, sacrificio, ed è quello che vogliamo dire ai nostri ragazzi: la vita è bella, godetevela, ma cercate di conquistarvi tutto con il sacrificio, lo apprezzerete di più. Grazie agli organizzatori per averci dato e per darci questo momento che io credo che sia un momento importante. La Presidente poco fa ha parlato di momenti di serenità, momenti di sorrisi, credo che ne abbiamo veramente tutti molto bisogno. È un premio prestigioso questo, un premio che arriva alla 30ª edizione, è sicuramente un premio che valorizza, sicuramente vuole valorizzare le donne, quello che fanno le donne che per arrivare ad avere un premio del genere devono avere un grande progetto di vita e devono interpretarlo al meglio. Io ho letto chi sono le persone premiate questa sera e parliamo veramente di livelli molto elevati. Dottor Dario Caltabellotta, presente alla premiazione Mimosa d'Oro, un momento importante, un premio importante, rappresenta il Dipartimento, l'assessorato all'agricoltura. Sì, questo premio con l'instancabile Lina Gucciardino è sicuramente un elemento di valorizzazione del territorio, di tutte le eccellenze umane che insistono su questo territorio. E un periodo come questo è stato caratterizzato dalla pandemia e dal coronavirus, dà sicuramente un'occasione anche per guardare avanti e oggi grazie a Lina Gucciardino e tutto il premio Mimosa d'Oro che si realizza tutto questo. E con le novità relativamente all'assessorato all'agricoltura in un momento difficile dove abbiamo visto in particolare il problema degli incendi che ha dato particolarmente danni all'agricoltura, voi prontamente avete subito realizzato un fondo in favore degli agricoltori. Prego. Prendere posto, sì, un minuto, parte la manifestazione. Il caldo, gli incendi e questa straordinaria siccità stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura di Sicilia, quella eccellente, quella di grande qualità. Gli interventi della Regione cercano di ristorare i danni subiti, ci auguriamo subito che tutto questo ora possa con le piogge poter arrivare a un po' di frescura, che i produttori hanno subito veramente grandi danni che la Regione cercherà di ristorare. Nella ricorrenza del trentennale del premio Mimosa d'Oro, 2 sono state quelle assegnate a persone di grande caratura internazionale. Il primo a Rossella Miccio, da oltre 20 anni impegnata con Emergency, l'associazione fondata nel 1994 dal compianto Gino Strada, di cui dal 2017 ne è presidente,
che non ha potuto presenziare all'evento per via della morte del fondatore Gino Strada, ma collegata in video via Skype. Ringrazio per il premio, ringrazio Lina per queste parole che, come dire, non so, forse un po' mi avete sopravvalutata, ma vi ringrazio davvero. Avrei voluto esserci quest'anno, l'anno scorso appunto, come ricordavate, c'è stata l'allerta meteo rossa e quindi è saltato tutto, ma io insomma ci sono con voi e verrò appena possibile. Purtroppo questo premio arriva in un momento estremamente doloroso per me personalmente, per tutta l'organizzazione, per Emergency, perché Gino è stato il fondatore, ma è stato quindi anche la guida, l'anima, lo sguardo lungo, è stato quello che ci ha sempre incitati a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Quindi Olivia Sellerio, cantautrice, interpreta e cantante dei brani originali nella serie televisiva Il commissario Montalbano e Il giovane Montalbano 2. Ma per me questo premio è specialmente commovente, è un motivo di felicità perché, come diceva, sono molto legata al territorio da grandi parole, grandi pensieri, grandi pagine, anche dalla strepitosa voce di Rosa Balistreri, e poi per me è specialmente commovente, dicevo, perché questo stesso premio è stato conferito a mia madre 30 anni fa. Assegnati anche riconoscimenti speciali Mimosa d'Oro. La commissione del centro Renato Guttuso ha individuato 5 donne che si sono particolarmente distinte nel loro campo d'azione. Graziella Pirriatore, arbitro internazionale FIFA, tra i più prestigiosi fischietti al femminile. Guardi, è sicuramente un premio che mi riempie di gioia, oltre che per il prestigio è l'Albo d'Oro che riconosce personaggi di grande spessore culturale e di caratura anche nazionale e internazionale. È sicuramente un premio che è a casa e quindi vale doppio. Per il suo lavoro finalmente anche le donne scendono in campo. Esatto, sì, era ora, lo possiamo dire, no? Con grande felicità, insomma. I tempi sono maturi perché questo ormai possa essere una realtà. Antonella Di Bartolo, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Sperone Pertini di Palermo. Intanto sono onorata e grata per questo premio prestigioso. È un premio assolutamente da condividere però con tutta la comunità scolastica, che però è diventata anche comunità territoriale, perché appunto la scuola dove presto servizio, un istituto comprensivo nei quartieri Sperone e Brancaccio, quindi stessi territori di Padre Pino Puglisi, in cui il ruolo della scuola è importante. Florinda Saieva, cofondatrice di Farm Cultural Park di Favara. Sicuramente è un riconoscimento per me importantissimo perché arriva da un'organizzazione della mia città. E quindi un po' sfatare il mito che nessuno è profeta in patria, quindi sono veramente molto contenta e mi auguro di poter in qualche modo trovare delle nuove collaborazioni con il centro Guttuso e continuare a lavorare per Favara, per Agrigento e per la Sicilia. Angela Bellia, ricercatrice nel settore delle Social Science and Humanity. Questo è un premio che un riconoscimento alle attività delle donne che si spendono in vari campi, dalla ricerca al volontariato e anche ad altre attività che vedono impegnate quotidianamente le donne, che danno un contributo molto importante alla crescita e allo sviluppo della società. Quindi a Lorena 40 un riconoscimento alla memoria, la giovane ragazza di Favara vittima di femminicidio. Il riconoscimento è stato ritirato dalla sorella Danila. Strappata alla vita per mano di chi doveva proteggerla e amarla. Lorena 40, giovane e futuro medico, è l'ennesima giovane donna vittima di un assurdo femminicidio, privata con violenza del diritto di vivere. Attraverso Lorena 40 e il suo sacrificio vogliamo ricordare tutte le donne vittime di violenza e tenere acceso il dibattito sul tema del femminicidio e della violenza di genere.
amare. Non è possesso, amare è libertà di dire sì alla vita. Per questo motivo Lorena sarà simbolo di tutte quelle donne private della libertà di amare. Al termine della manifestazione una mimosa d'oro speciale è stata consegnata a Lina Urso Gucciardino da parte dei soci del Centro Renato Guttuso. Diversi gli artisti che hanno allietato la serata, coordinati dalla brava Lia Minio dell'Accademia Palladium, Alicia e Sharon Condello, Claudia Riccio delle Muse, Tania Vinciguerri e Andrea Donzella, il corpo di ballo ASD Performance. La serata è stata brillantemente condotta dal giornalista Giuseppe Moscato e dalla brava Gabriella Omodei. Ha concluso la serata la sempre brava cantante Orietta Berti. Grazie per questa bella accoglienza, non ho mai cantato con un palco così bello, pieno di olivi e poi i templi, bellissimo. Grazie per avermi dato questa emozione, ringrazio la signora Lina che ha voluto invitarmi. Il marito mi ha detto che nessuno mi voleva qui, mi dispiace, ma la signora Lina ha insistito tanto che mi ha fatto venire e io sono venuto volentieri per fare un piacere al mio amico Lima, Cesare Lima.